appuntamento con Mille Voci. Stiamo arrivando quasi addirittura d'arrivo di questa nostra avventura con la 20ª edizione di Mille Voci. In questa edizione abbiamo raccolto e raccontato di tutti gli artisti, di molti degli artisti che si sono avvicendati nel corso di questi anni. Abbiamo ricordato anche coloro che stanno cantando con noi dall'alto dei cieli, fatto degli omaggi agli autori, ai cantanti, perché vogliamo ricordare che la musica supera i confini dello spazio e del tempo, ed è con la musica che cerchiamo di tenervi compagnia ormai da tantissimi anni. Io direi che possiamo fare un applauso a Gianni Turco, che è produttore e ideatore e regista di questa trasmissione. Bene, cominciamo questo nostro appuntamento con un caro amico di Mille Voci, un gradito ospite, Domenico Bartolomeo. Ben trovato anche in questa occasione. Ci siamo fatti compagnia in quasi tutte le puntate di questa le puntate di questa 20ª edizione di Mille Voci. È stato ed è veramente un piacere ascoltare queste belle canzoni della musica leggera italiana. Domenico ha questa voce che è versatile e fa questi omaggi ai cantanti sia attuali, ai grandi successi più recenti e anche a quelli del passato. E oggi un bel omaggio a Lucio Dalla. Quindi grazie per questo pensiero. Con una canzone che si chiama appunto Canzone. Quindi cantiamo una canzone che si intitola Canzone con Domenico Bartolomeo. Grazie. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo, di portarti via di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare lontano da lei Non si vive, mi uccide. Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca o sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo e sentirsi addosso il vento. Io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si vive, restare senza di lei mi uccide. Canzone, cercala se puoi, dille che non mi perda mai. Va per le strade fra la gente, dai tuoi occhi non li staccherei mai, e adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio che cos'è? Stare lontano da lei Non si vive, mi uccide. Canzone, cercala se puoi, dille che non mi lasci mai. Va per le strade tra la gente, dille
come lacrime la pioggia, mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Stare lontano da lei, Non si vive, restare senza di lei. mi uccide. Canzone, trovala se puoi, dille che l'amo se lo vuoi. Va per le strade tra la gente, diglielo veramente, non può restare indifferente, e se rimane indifferente non è lei. Stare lontano da lei, Non si vive, restare senza di lei. mi uccide. Stare lontano da lei, Non si vive, restare senza di lei. mi uccide. Grazie. Domenico Bartolomeo, ti abbiamo fatto il coretto. Ho C'eravamo sentito, io, la ho Bettarelli, visto la e Cento, sentito, Daniele, tutti Drudi, quanti, facevamo tutti quanti il coretto alla tua canzone. Domenico Bartolomeo, Grazie. E a proposito di coretto, ho fatto il coretto con lei su questa canzone, ma lei non ha una voce da corista, lei ha una voce da solista. Lorenza Bettarelli. Una grande solista della musica italiana, una grande ospite qui a Mille Voci da... Tu mi fai camminare 20 centimetri da terra perché Dico mi la dici verità. sempre un sacco di cose carine. Però io, come ti stavo accennando prima, Sì. volevo fare un ringraziamento particolare a Gianni Turco, perché io è per lui che sono qui. Vai, tutto La tuo. la prima volta che sono venuta, vieni qua, mi devi sostenere. Ti devo sostenere, perché lo se no sai ti che io- emozioni. Sì, brava. Vai. 2011 con la canzone dedicata a Nilla Pizzi, Ledera. E poi ho avuto un grande sostegno da parte di Giseli, che io voglio approfittare per salutare. Salutiamo. Quindi grazie a Gianni Turco, grazie a Giseli, sono praticamente 13 anni che sono qui a Mille Voci. Una cosa bellissima, un bel rapporto. Bellissimo, perché poi tra l'altro tanti amici che ci siamo comunque abbiamo continuato insomma a sentirci e ci siamo frequentati proprio perché ho conosciuto qui molte belle persone, tanti artisti molto molto famosi che comunque ci hanno accolto a noi che eravamo molto più, diciamo, sconosciuti, ci hanno accolto e ci hanno abbracciato veramente con grande affetto. Io mi ricordo la prima volta ero timidissima, quindi... E Mille Voci ha insegnato a tanti di noi, perché io mi metto tra quelli poco conosciuti vicino a te, ha insegnato a tanti di noi anche a stare in mezzo alla gente, a cantare, a fare anche un po' le performance, no? Anche perché poi televisive. devo dire da loro, dai famosi, ecco c'è Giovanna qui, ma da quelli famosissimi abbiamo appreso tante cose che poi noi ci siamo riportati nelle nostre serate, nei nostri spettacoli. E Lorenza Bettarelli fa degli bellissimi spettacoli, insegna canto perché ha una bellissima voce ed è una bella persona. E oggi facciamo un altro omaggio, oggi bellissime canzoni. L'omaggio però è a una cantante che ancora... A Roma si dice "ja molla", passatemelo questo termine, che ha fatto gli anni da poco, è una di quelle donne che anzi proprio negli ultimi anni, tra l'altro televisivamente, ha fatto il botto. Sì. Ornella Vanoni, quindi facciamo un applauso a Ornella Vanoni e la salutiamo. E Lorenza... E devo dire che è una cosa bellissima il fatto che comunque... Sarà che anche noi comunque abbiamo una certa età, nel senso che... però la cosa bella è che comunque si promuove ancora l'artista, diciamo, più grande. Sì. Questa è una cosa molto molto bella e... che è apprezzata da tutti noi, sì, che ci avvicendiamo a diventare molto grandi. No, ma non per noi, ma anche per ma sì, ma per il pubblico, perché sì. poi diventano generazioni che si incontrano, quindi Esatto, è veramente esatto. È una bellissima esperienza, cosa. Sì. Quindi Lorenza Bettarelli con un grande successo di Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno.
di quei giorni che ti prende la malinconia e fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso fra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire di ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultato non saprei. E non mi son servite a niente esperienze ed illusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo ho perso ancora, ma domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, 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 non ho salvato niente, neanche te. Ma nonostante tutto io non rinuncio a credere che tu potresti ritornare qui. E come tanto tempo fa, io ripeto, chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. E oggi non mi importa della stagione morta, per cui rimpianti adesso io non ne ho più. E come tanto tempo fa, io ripeto, chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà. Domani è un altro giorno, si vedrà. Grazie. Lorenza, bravissima, hai fatto un capolavoro, dicevamo poco con Gianni, proprio lì con Gianni Drudi, di che bell'arrangiamento e che bella proprio interpretazione di questa canzone che sei riuscita tanto tanto a valorizzare. Grazie. Lorenza Bettarelli, una garanzia. E questa sonorità di questa canzone, mentre la stavo ascoltando, pensavo in realtà potrebbe essere anche una canzone cantata in francese. Me lo conferma anche la prossima ospite, che è Cathy Varna. Cathy Varna è la nostra ospite che canta in questa edizione le canzoni francesi, canta le canzoni nuove, inedite, e anche i grandi successi delle cantanti che conosciamo un po' di più nel panorama della musica francese. Non ci sono state tantissime cantanti francesi che hanno avuto successo in Italia, però oggi ne canti una di quelle che conoscono veramente tutti, che è Edith Piaf. Adesso il titolo della canzone lo devi sempre dire tu, perché con tutte queste R a me non viene. Qual è il titolo della canzone?
Non, je ne regrette rien. Appunto, dicevamo, appunto, Kati Varnà. Grazie. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout cela m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout cela m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Grazie. Brava! Brava, bravissima, hai una voce potente, splendida e soprattutto i miei più vivi complimenti perché riesci a cantare su queste scarpe senza distrarti, perché io già sarei finita stramazzata, infatti, e sono anni ormai che non mi convinco a mettere più i tacchi perché non ci riuscirei neanche a concentrarmi. Kati Varnà, splendida, Grazie brava. a tutti, grazie. Brava. Grazie. E passiamo dalle paillette di Kati Varnà alle paillette di Daniele Sinasce. Messi, poi facciamo Qua- una fotografia. Qua spaiettiamo. Allora, la canzone di questa puntata? Allora, è una canzone, insomma, è una canzone che a parte il titolo, insomma, dovrebbe portare fortuna. Sì, infatti anche questa è un controsenso, no? Perché insomma, facciamoci... è una provocazione, Ecco, evidentemente, perché la canzone si chiama Morire qui, insomma, qui, no, a mille voci no. Ma insomma. anche no, anche insomma, no, anche ecco, no, quindi anche no. diciamo che Daniele Sinasce la canta, però per adesso noi siamo tutti qui e siamo contenti che ancora ci possiamo dobbiamo vedere e arrivare incontrare. ai prossimi E soprattutto- 1000 voci, 50. Appunto, quindi Daniele Sinasce con Morire qui e io aggiungo ma anche no. Anche no, anche no. Che strano, esisto anch'io sotto il tuo stesso tetto. Quello che siamo noi è un letto ormai disfatto, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore, nella meschinità.
questo sporco toricato io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia, 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 mia. Ho un'anima con me, conosco quanto vale e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. Se è vero che ero ribelle, un po' a questo sporco toricato io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia. Non è finita, lo sento, potrà cambiare il vento e sarà dolce morire così, morire fuori di qui, morire, 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 morire qui. Ciao Gabriele. Grazie. Daniele Si nasce alla 20ª edizione di Mille Voci. Grazie di cuore. Grazie Grazie, per essere Gianni. stato con noi. Grazie. Ora, Turco, seguimi, perché mi avvicino a lei, perché abbiamo parlato delle cantanti, ho il suo permesso per dirlo, abbiamo parlato delle cantanti che insomma sono avanti con l'età e che continuano alla loro carriera artistica, cantano, fanno musica. Tu praticamente non hai mai smesso, sei una discografica, una produttrice, dirigi teatri, canti meravigliosamente. Adesso ne continui a combinare, perché quest'anno... No, ma no, il nostro teatro, io e Alessandro, sta andando molto bene. Abbiamo fatto un programma veramente eccezionale. Apriamo con La Traviata e poi c'è tanta musica, tanto cabaret. Il teatro Godiasco di Salice sta andando forte. La nostra Stefania c'è stata abbiamo fatto un tributo a Paolo Limiti. E poi il libro? Il libro, il guarda, disco, com'è questa storia del libro? Scusami. Io non ho portato il disco perché mi sono dimenticata. Però lo possiamo dire, la dire. Nocetti promuove le sue perle, quindi uscirà un disco che potete trovare nelle piattaforme, quindi dove ci saranno i tuoi grandi successi. Sì. Tutti i grandi successi di Giovanna, le perle di Giovanna Nocetti. Successi miei e anche canzoni di altri cantanti. Per esempio, con lui facciamo una perla, una mia perla, che è Il Poeta, che è una canzone che io ho scritto per Claudio Villa e che lui interpreta magnificamente. Ho detto, perché non la facciamo insieme, che magari... E quindi ci sarà anche questo duetto tra Riccardo Antonelli e Giovanna Nocetti. E poi
So che non lui. è stato ancora stampato questo No, libro, questo quindi ne ve l'ho abbiamo portato- solo un'anteprima. È solo il Menabò. Quindi guarda, vedi, è rilegato in maniera Va soltanto semplice. è della Rizzoli, quindi Dillo al microfono, è Sì. della Rizzoli, si intitola Io volevo diventare Giovanna ed è un libro di Alessandro Paola Schiavi, che è qui con noi. Alessandro, eccolo qui, questo libro che è parla di tutta la in storia uscita, Sì. questa è ancora la bozza, quasi. È il Menabò, praticamente, per vedere gli errori. Siamo i primi, è Siete una i primi in chicca assoluto. per 1000 voci. Un libro che parla proprio di te, che racconta della tua storia, e non solo voi avete scritto questo libro insieme, perché Non ti l'ha sei scritto lui, raccontata ad magari, io gli ho Alessandro, raccontato, sì. tu ti sei raccontata ad Alessandro e Alessandro l'ha scritto, ma voi cantate anche insieme. Certo. Prego, allora, Alessandro e Giovanna. No, ma adesso bisogna spiegare perché cantiamo insieme. Allora, questo mio amico ha scritto una canzone, sono quel che sono. Cioè, pensando a me ha scritto questa canzone. Allora, c'era questo riffettino. Ho detto, senti, te la senti di fare fare il riffettino? Il riff. Sicuramente mi viene meglio scrivere, però insomma lei ha chiesto, quindi E tu ti sei io mi son prestato. prestato. Sì. Bene, No, quindi però voglio dirti solo una cosa. In questo libro ci sono tanti amici che hanno scritto. Veramente sono rimasta sorpresa da quanta gente mi ama. Giornalisti, cantanti, personaggi mondiali sia della musica che della letteratura. Hanno scritto, io non sapevo niente. Giovanna, sei una persona splendida, quindi come ti fai a sorprenderti del fatto che tutti ti amino? Ti amiamo anche noi qui, ti ama tantissimo il pubblico da casa, quindi E Gianni, a te ti ti do ama un anche bacio. Gianni Turco, quindi voglio dire, ti Grazie. amiamo proprio tutti. Quindi Giovanna e Alessandro nel brano che si intitola Sono quel che Sono quel che sono. E faccio quello che mi pare. Sono quel che sono e non me ne vanto, ma so quanto valgo e lo devo a me. E fai quel che ti pare, ti lascio un po' giocare. Ricordati ragazza, sono qui. Quanti passi in questa vita ho percorso senza fretta verso me. E fai quel che ti pare, ti lascio un po' giocare. Ricordati ragazza, sono qui. Se sono dove sono è perché io canto ed io questo canto lo dedico a me. Quante corse in bicicletta, in discesa o in salita verso me. E ho raggiunto questa cima da cui guardo un mondo strano, frenesia ed ipocrisia, molti sguardi intorno a me. E fai quel che ti pare, ti lascio un po' giocare. Ricordati ragazza, sono qui. Sono quel che sono e non me ne vanto, ma so quanto valgo e lo devo a me. E fai quel che ti pare, ti lascio un po' giocare. Ricordati ragazza, sono qui.
Alessandro, che ti fa un po' giocare. Ragazza, Ci facciamo mancare non vi fate niente. mancare niente. Grazie Giovanna e Alessandro. Quindi ricordatevi le perle di Giovanna e l'uscita del suo libro. Ora seguimi Turco, perché vado a prendere un'altra protagonista femminile di Mille Voci, una padrona di casa a Mille Voci, ne ha presentato tantissime edizioni, ti sopporta da molto più tempo di me, Stefania Cento! Sì, però gli vogliamo bene, dai, a Gianni, Gli vogliamo Ecco, bene. certo. Oh, finalmente mi sento. Ecco, vedi? Lo sai che a me piace contestualizzare le canzoni un po' con oggetti, la Gio lo sa, perché Campaolo abbiamo veramente vissuto le canzoni interpretandole anche fisicamente, è stata una grande scuola. E la canzone di oggi? La canzone di oggi è molto legata a Mille Voci, perché io quando sono arrivata, e Gianni Turco se lo ricorda, nel 2009 come ospite, prima ancora che come conduttrice, ho conosciuto Gianni Rudi. E Gianni nell'inverno a seguire ha iniziato a scrivere brani, no? Ha detto: se faccio una canzone per te dal titolo bellissimo, ancora tu, vieni che là. Incido questo brano da lui a Rimini e vengo nel 2010 come conduttrice cantante e lo presento la prima volta qua. Scusa, siamo al 20° anno, no Gianni? Ed era giusto riproporlo. Bellissimo. Bene. Giusto? Grazie. Quindi Stefania Cento con Ancora tua. Sei stato quell'amante, possessivo e un po' brigante, sei stato l'uomo dolce, adorabile e intrigante, ed io ho creduto in te. Sei stato quel bambino, permaloso e un po' geloso, sei stato mascalzone quando hai detto me ne vado, ed io sono morta in me. E adesso sei tornato come un cane bastonato, dicendomi ho capito, scusa tanto se ho sbagliato, ed io mi sento ancora tua, in questo letto sono ancora tua, malgrado tutti i graffi e la paura, che sia soltanto ancora un'avventura. Ancora tua, stregata dai tuoi occhi, sono tua, tra le lenzuola inevitabilmente, ancora io e te. Sei stato quell'amante, qualche volta delinquente, eri così maldestro che io non capivo niente, ancora sono qui con te. Sei stato come un fulmine che ha preso la mia vita, con quella faccia tosta che nemmeno l'ho capita, ed io morivo per te. E adesso sei tornato come un cane bastonato, dicendomi ho capito, scusa tanto se ho sbagliato, ed io mi sento ancora tua, in questo letto sono ancora tua, malgrado tutti i graffi e la paura, che sia soltanto ancora un'avventura. Ancora tua, stregata dai tuoi occhi, sono tua, tra le lenzuola inevitabilmente, ancora io e te.
notte, ancora io e te. Grazie. Stefania 100 ancora tua, e io mentre tu cantavi ero anche rapita dal video. È carino, che molto, veramente complimenti. Lui era il regista, Gianni era il regista. Ah, non è che fa concorrenza al turco. No, anche sì, ti ha rubato il mestiere, Gianni, perché è stato fatto in piano sequenza, Gianni Turco lo sa benissimo, cioè da capo a fondo, senza stacchi, da un regista di Bologna. Come ti è sembrato, Gianni? Sì, buono. Gianni? Turco vuole un'opinione, la 100 sulla piano sequenza. Sul piano sequenza del suo video. Vabbè, buonanotte. Ciao Gianni. Gianni Turco non ha eguali, non è che adesso gli puoi chiedere opinioni sugli altri registi, scherziamo. Andiamo su Gianni. Bene, andiamo avanti con un altro compagno di viaggio di questa edizione di Mille Voci, compagno di viaggio anche in tante altre edizioni, e insieme abbiamo presentato anche Mille Voci Romane, che vi ricordo potete trovare sul canale YouTube di Mille Voci, perché sul canale YouTube di Mille Voci c'è tutto quello che è stato trasmesso in tutti questi anni, gli ospiti, le canzoni, le puntate, quindi andate sul canale YouTube e trovate tutto quello che può tenervi compagnia. Trovate anche Mille Voci Romane che io ho presentato con lui, con Riccardo Antonelli. Ma ti volevo dire, tu naturalmente lo sai, dunque io ho presentato. Che fanno sti ragazzi? Sì, qui fanno festa. Allora ti dicevo, io ho presentato 3 edizioni di Mille Voci. 3 edizioni di Mille Voci. Poi a un certo punto si doveva decidere o chiudere Mille Voci o cambiare il conduttore, capito? Quindi vabbè. Non ci credo. Tu hai fatto anche degli speciali sì, con Gianni, certo, no? Il Riccardo Antonelli and Friends. Avete condotto vedi, Stefania la memoria, Cento e Riccardo vedi? Antonelli hanno condotto insieme, quindi insomma c'è una Sì, bella sì, storia. sì, sì. Ricca. Ci siamo divertiti molto e continuiamo a divertirci, fortunatamente. E facciamo l'omaggio, facciamo felice anche in questa puntata il Turco, Sì. più felice del solito, perché canti Altri classici napoletani. appunto, quindi quando si parla della canzone napoletana il Turco sorride sempre. Assolutamente Riccardo Antonelli canta Napoli. Grazie. Dici tancella sta compagna vostra che ha già perduto suono e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia e già volesse dicere ma non ci saccio dire. Voglio bene assai, dici del cielo voglio, che non mi scordo mai. È una passione più forte, una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Si sta voce
te scedi in ta nottata e non ave paura, dille che senza nomma serenata, dille che dorme e che si rassicura, dille così chi canta in tasta via cosa rappazzo amore e gelosia sta racchiagnando qualche infamità canta isso su ma che canta fa. Per par condicio quando viene appuntamento guardo mare guarda frunna si te parla non risponde sta distratta con ma che i te tengo in tuo cuore sono sempre innamorato ma tu invece piensa nada e te stai scordando me quando si dice sì tiene la mente non sa da fa morire no cuore amante tu mi diciste sì una sera maggio e mo tieno coraggio e me la sa tu mi diciste sì una sera maggio e mo tieno coraggio e me la sa questa Bravo! questa mi mancava ma adesso a chi tocca? Oh, vedi che hai imparato, bravissimo, No. così mi piace. A chi tocca, ragazzi, a chi tocca? A me! Prego, Grazie. Ci passiamo la staffetta. Io però non la canto la canzone napoletana, spero di farti contento lo stesso oggi, Turco, perché canto comunque una canzone che hai scelto tu, quindi non è che ti puoi lamentare, diciamocelo. La canzone che ha scelto il Turco di farmi interpretare è Maledetta Primavera. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni e si rideva di noi
che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Se per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che imbroglio per innamorarmi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, se fa male solo a me. Che resta dentro di me, di carezze che non toccano il cuore, stelle una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che importa se per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, maledetta come me. Lasciami fare come se non fosse amore, ma per errore chiudi gli occhi e pensa a me, che importa se per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Grazie, 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 grazie. Bene, siamo arrivati anche oggi quasi alla fine del nostro appuntamento insieme. Prima di concludere però, richiamo qui vicino a me Domenico Bartolomeo. Eccoci. Ciao Daphne. Adesso Domenico mi devi aiutare perché io dopo che canto mi emoziono, mi concentro e mi perdo anche. Quindi so che tocca a te, non mi chiedere cosa Che canti, cosa? tu lo sai cosa te lo canti. dico io. Vai, dimmi. Una canzone di Celentano che ha presentato qualche anno fa, Sotto le lenzuola. Sotto le è tipo sotto le lenzuola. Birbantello. Birbantello, Ma Domenico Bartolomeo. Diciamo che succede? che forse è più il titolo un po' strano, ma poi alla fine tutta la storia non è proprio... non ci sono dei doppi sensi? No, vabbè, almeno... ma io non l'ho sentita, devo dire la verità. Scopriamo con Domenico Bartolomeo che cosa succede sotto le lenzuola. Ecco. Domenico Bartolomeo. Grazie.
sotto le lenzuola, non la volevo svegliare, ma la baciù e vicino a lei si illuminò come gli occhi suoi. Lei mi guardò, io non parlai e come Giuda la baciai. Ehi, 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 io non giocai quella notte a poker, ma sono stato insieme alla sua amica. Guardando me sembrava che lei mi leggesse la verità e con la mano accarezzandomi le labbra mi perdonava quel che lei non saprà mai. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? La sera dopo sono uscito per fare il solito poker. Avrei voluto che venisse, ma lei mi ha detto di no. Vai pure vai, io rimango qui, gli amici tuoi sono tutti là, sveglia sarò quando verrai, quando tu verrai. E poi mi disse sorridendo, ehi, 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 al poker sai, non si gioca in tre e non giocare più con la mia amica. Dagli occhi tuoi cadeva giù un lacrimone tinto di blu e con la mano accarezzandole le labbra le dissi grazie amore mio e la baciai. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Perché mai l'avrò tradita? Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Oh, oh, oh. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Grazie, grazie. Tu cantavi la canzone, ce la raccontavi e noi ci guardavamo e infatti ci chiedevamo, io amo lei ma perché l'ho tradita? E anche noi, ma perché l'hai tradita? Infatti, non l'ha mai detto, non l'ha mai spiegato. Domenico Bartolomeo, grazie. Grazie a voi. Beh, adesso siamo veramente arrivati alla conclusione di questa puntata. Abbiamo cantato tutti, adesso possiamo andarcene. No, non è vero, ma chiudiamo con lui, con un altro padrone di casa di Mille Voci, Gianni Drudi. Vieni Gianni. Buonasera, buongiorno. Allora, facciamo vedere subito È uno spettacolo anni 90, Euforia 90,
con Gianni Drudi, DJ Fontes, e poi ci sono le 4 top 90 animazione. Visto che adesso sono tornati gli anni 90, abbiamo creato questo gruppo e questo spettacolo per le piazze, per ballare tutti insieme con i favolosi anni 90. E noi adesso balliamo con te? Ci fai una di quelle canzoni che chiudiamo in bellezza? Prendete i tamburelli. Ah, venite qua, dai, chiudiamo insieme con Gianni, dai. E cantiamo e balliamo Cuba Libre! Hola! Col sole che brilla, ti senti una stella e balli per me. Sento nell'aria un lamento, è un bel sentimento che provo per te. Carinda che suoni la banda, a ritmo de cumbia tu balli per me. E il tigre col tuo Cuba Libre mi versi un bicchiere e brindo con te. Cuba, Cuba Libre, Cuba, Cuba Libre con te. Cuba, Cuba Libre, Cuba, Cuba Libre con te. Danza nel vento, vacanza, un'antica danza, io suono per te. Batte il tamburo africano, lo senti lontano, ma che bello è. Carinda che suoni la banda, a ritmo de cumbia tu balli per me. E il tigre col tuo Cuba Libre mi versi un bicchiere e brindo con te. Cuba Libre, Cuba, Cuba Libre. Calimba che canti la rumba, non è una macumba che voglio per me. E il tigre col tuo Cuba Libre mi versi un bicchiere e brindo con te. Cuba, Cuba Libre, Cuba, Cuba Libre con te. Cuba, Cuba Libre, Cuba, Cuba Libre con te. Gianni Drudi con Cuba Libre. E stiamo arrivati, chiudiamo insieme questa puntata, stiamo arrivando quasi alla fine di questa 20ª edizione di Mille Voci. Continuate a seguirci fino all'ultima puntata, è stata ed è un'edizione ricca di gioia e di amici che hanno con Gianni Turco reso così famoso questo programma Mille Voci. Gianni Turco, sigla! Voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai.
Ciao!